capisci, cara Graziella? Ogni sera ci sono visite paru paru e a me non mi resta tempo manco da impoverare i rosi. Ah, poi gli hanno tutte caldo, gli amici di miei pacioni. Vengono dalla città e qua scusa di pigliare sul frisco, quasi ogni sera si pigliano magari un mozzoconi. Graziella, prepara perché gli amici si fermano a cena. Tu se Don Pasqualino paga e io non faccio altro che lavare una montagna di piatti. Attenta, che rompi così sti piatti. Così te lavo più picca. Io che vi sta a dire, donna Lucetta, mi faccio una. A mattina quando sarò sveglia, voglio trovare un caffè sopra, un terrazzo scopato, i ciuri impeperati e a ceduzzo covonato, come stai io la sera, ma con casse prima vita. Ma perché? Una Mariannina o una metteva, certe mattine l'ha sdirubata tu letto per sbarazzare a casa, nunca mi facesse fare menzione e io non metteria una pignata sopra. E meno male che sto ciuavo a Don Pasqualino, da un tontolo. Ma senti, che non assai vita. E certo, su pigliamo i soldi e vedete che ci buttavo. Ma in coscienza Don Pasqualino non è buono. Certe volte magari troppo buono. Ma mai più buoni mia. E che c'entri ora tu da sto discorso? Perché per me è l'unica consolazione, è l'unica soddisfazione. E che mi trovo in villeggiatura che vicino a Tia. Ancora tu grossa fissazione, te l'ho detto tanto volte che te l'ha levata da testa. Io voglio restare schietta. E poi non è cosa, non è un caso. E non è cosa do. E perché la prima volta con Picciotto e Buschetto sta a dichiarare una signorina che ci piace? Ma una stata e non è. Ci sono sì e ci sono il resti. Ti saluto Raffaele, non io che fare io? Ma quanto è pazzuta! Ma poi di quello che mi gioca? Che segno un partito di dittare? Forse era incazzata che fatte so e sta scontò con mia. Cioè che ci succede sta giornata, ma... Cosa di pazzi, ma cara cucina io non ti mia vita non hai visto mai una cosa più sballata di questa e fatta la colpa da ogni carattere. A mia? Sì. E perché sei lei? Ma scusa, ho zio Leonardo, non ci dici che ti ricetta tu scusi? Per forza qualche cosa in terra e ci facessi capire tu e tuo marito. Ma dopo che si insistia tanto? Così ho ordinato all'altro dell'America che Leonardo, tuo marito, sapeva mandare per forza con me solo. Mentre invece, come tu sai, Leonardo faceva l'amore con mia di tanto tempo. Che massaggio. Quante cose non avessero succeduto, eh? E quanto malegno tu non si avessero detto. Se Leonardo, tuo marito, sapesse mandato con me solo Marannina. Senti ogni cosa da sé. Ma poi, non ce la potevi dire per tanto del fistrologo del Don Francesco. Se chi tu sai la verità, ne leva l'assegno mensile ai Casa Franchi. Ah, che villeggiatura! Io e Leonardo. Che? Ne potevo mettere a travagliare. Oh, no. Travagliare. Maurizio Ricanno solo pensieri. Senti, ma se io vecchio sono accogli tutto sto imbroglio. Ne chiudi i fontanelli, ne finisce con cagna e buonanotte. Signora Lucetta, buongiorno, sempre più bella. Da un po' la più. Che? Ma no, questo dice? Ma decidete una cosa, la signora Mariannina, la novella sposa, che dice, come sta? E Don Pasqualino? Don Pasqualino in tutta campagna per sbrigare certi affari. Mentre la novella sposa sta dormendo ancora. E la strada la rompere, ma che volete questo canto da cerchio fresco da mattinata? Non ce ne viene ora come si alzano da letto. Specialmente quel contento e felice come Ida. Notare, dal suo canto, da campagna. Ma che sta a fare? Giusto. Vedete, in città c'è il lavoro, gli affari, i motori che non sono e cosa peggio, i telefoni. Non si può dire vero. Non con la pena. Che? La campagna è un'altra cosa. C'è la quiete, la distensione, il dolce per nulla. E da Leonardo, non è. Magari mio marito ancora, che aveva bisogno di qualche cosa. Di Gionetti. Bastava e disse ora mi ho fatto una briscola con l'amici. Notaro! Capito che non è manco caso di parlare. Notaro!
Io solo due bicchieri di acqua con l'anici. Sì, grazie. E a lei, ma come ce l'ha vista rifiutare? Caro Don Filippino, Che? usava giù che dice? Vai. Oh, cazzo mi sono. E salutiamo la signora Mariannina, la bella e fresca sposina, alla quale auguriamo tutto il bene che il suo cuore desidera. Grazie notaio, accetto gli auguri conosciuti dalla bocca di un padre. E di un padre, e diciamo di un fratello maggiore, va? Ma lei lo sa benissimo, io era una poveretta, figlia di un galantuomo cascato in bassa fortuna. Ma da quando morì mio papà, restai su per spalle di mio fratello Filippino, ero semplice commesso di negozio. Non mi poteva mantenere come aveva abituato o papà. Ma un necessario? Ma com'è? Questo è vero, ma ho dovuto abbandonare gli studi e ho spisso una sua mamma o primo piatto. Perciò quando si presentò Squalino, ricco proprietario di Rieno, me lo sposai per togliermi dalla miseria. Che altro potevo sperare? Un marito ricco e che mi adora. Sì, ma è che un anno assai. Filippino, ma non ci fa niente. Non ci fa niente, per chi l'apprezzo per la bontà che ha e lo stima assai per l'amore che mi porta. Cielo, ma noi! E la terra non farò. Non la sta a parlare, è una fortuna che stai meglio, la signora Mariannina, perché lei è tanto buona e caritatevole, specialmente con Don Pascalino. A proposito di mio marito, stamattina io presto in campagna, sono già in esce ancora non ci torna. Stai resta gelosa di Don Pasqualino, signora Mariannina. Scusate, ci roba. Gelosa no, ma che volta potessi fare pure brutti pensieri. E ben detto, non se la sta sola per tanto tempo una moglie giovane e bella come lei. E dopo appena 2 mesi di matrimonio, vero, io, i signori ci fanno pane ancora non avete denti. Oh, basta, non mi legnate più. Cai, accavando a scemo, cai. Pasqualino mio! Questa è la finestra, sta attaccando il secco. Ma dico io, ma con tanto soldi che ha, ancora con scecco cammina. Ma perché non si casa? Dici che non vuoi essere un fantato di progresso. È chiamato l'ufficio. Aspetta, gioia da venire a casa. Ma cominciava a stare in pensieri. Ci sono pure che ha mancato l'anno passato 6 secondi. Come si parla? Ma pensate? Ogni minuto. E io pure ogni secondo, anzi ogni passo. Ogni passo di notaro. No, che c'entra? Ogni passo tu scecco. E certo, tanto è la stessa cosa, è vero. Non parlava da lei, lo sa. Parola, là, sono scecco. Non può la pena, è magari a voi. Notaro, la va a scusare, sempre un pio in parare. Ah, certo, io parlavo, tu mi scecco parlavo. Ma decidimi una cosa, non posso capire. Dice, non sa. Ma perché non può accettare la mano? Lo sapete, veramente io a sti cose sono contrario. Però, per l'amore da me Mariannina, andai pure a scuola guida. Dice pure l'esame di guida. Tu bocciato, so pote, non capisci ancora perché. E forse l'ho capito io, Don Pascalino. Hai visto tutti che stai a posto? E che ne mi si fa discussione. Notaro, sta a briscola. Ne facciamo tutto l'avvocato con Ginocchio. Mi piace vedere, è buona è, a monina. Io torno allora. Da mangiare, usaccio. Capocognato, tu hai sempre pronto lo spottone ai miei riguardi, approfitti delle mie necessità. Ma io devo dire bene vestito. Don Pasqualino, vi saluto, signora Mariannina. Sta facile. Andano e la sposa porvi i miei omaggi. A maggio, tu guarda siamo a settembre, perché non se ne ha usato, quanto sapeva. Ma un notare tanto gentili. Sareste geloso di un vecchio amico, Don Pasqualino. Non si può sapere mai, notaro, non si può sapere mai. Sempre spassoso voi, signora Mariannina. Caso io do quello pieno te. Avevo un desiderio per restare solo con te. Se non hai notaro? E poi restavo un desiderio. Che dicesse Pascalino? Che un notaro se ne annoia ora con Filippino. Lucetta, Lucetta, avrei fatto, mi farei un favore. Sì,
Parla così. Voglio fatto un caffè di Domanuzzi, ma sai come? Longo e lento. Lento, a poco quasi studato. Vai. Subito, con tutto cuore. Lento e lento. Ah, veramente. Ma non tu potevi fare yoga, fai che ci cerca sta lucetta. Ma per tu famoso desiderio, Mariannina. Pasqualino, non vuoi niente dopo sta sudata? Ora scendiamo al giardino, ne mettiamo fresco e ne prendiamo un aperitivo. Ma io posso direttamente al pranzo. Sarà l'aria viva, sarà la tua presenza. Mamma sviluppa un po' di, la monina da panna a mangiare. Pasqualino, non ne capo tutta sta prescia. Ma che cade da raga? Dai, fame, capisci, sì o no? E va bene, ora ti piglio a che cosa e facciamo spuntino qua fuori. Qua fuori? Con tutti sti cristiani? Ma io quando mangio non voglio essere avvadato, lo capisci, sì o no? Ho capito. Ah, finalmente tu capisci? La moneta da mangiare. Alto là! Fermi! Aspettavi! Ti lascio. Aspettavi! Ma che non sti mani che facete? Scusa, così te ne parto tu? Cari cugini, è una fortuna Ma che ci tu sto bene fuori. la gialla. Ma chi hai? Che ti è successo? Chi hai a faccia che mi pare un mozzo? Se sapessi Pasqualino che tu come è successo? Una disgrazia. Disgrazia, disgrazia, però la disgrazia non è niente, peggio Pasqualino, Peggio. E parla. Parla. Aspettate che mi assento, Sì. quanto me ne piglio. Basta che ti muovi. Come voi sapete, io di famiglia sono povero e in fondo è mio zio Francesco che mi mantiene. E sapete magari quanto ci teneva che un maestro mi ha dato a Mariannina, figlia di un suo strettissimo amico. Me l'ha contato 100 volte. E poi perno tutti i siri mi dice se fa stessa cosa. Sì. Sapete inoltre che io facevo lavoro con Lucetta e mi scusate le parole di me zio ma dai. Poi, per non perdere i benefici che mi faceva mio zio, quando mi dai che feci? Ci scrivì una bella lettera dove gli dicevo che avevo esaudito il suo desiderio e non Lucetta, no, ma Mariannina in persona e la mia moglie. E infatti ci mandavamo a dare una bella fotografia. E tuo zio ti assegnò 500.000 lire ho messo, a casa villeggiatura e a casa franca a Velazzo. Sì, e poi ti mandava una bella lista, uno ti diceva che era contento della tua obbedienza e aveva fatto testamento tutto in tuo favore. Oh, ma allora sapete tutto voi? Ma come può essere? Come può essere? Mia moglie, non c'è Qua, lasciala stare che mi sta a fare un caffè di sua manozzi. Sì, Quindi siete a conoscenza di ogni minimo particolare. di ogni cosa, da tutto, siamo ben informati. Bravi. Ma non sapete a parte ciucciaggi da Giamma? Cioè? Io ho seguitato a dargli a fargli intendere che la cosa camminava sullo stesso binario. E sicuro, dico sicuro che mai e poi mai mio zio si sarebbe mosso dalla lontana America, anche per le sue condizioni di salute. E tutto volava liscio come un olio, fino a stamattina. Perché? Che succede stamattina? Perché di colpo persa pace e tranquillità. Stamattina, alla solita posta, al solito posto, non trovai come solito scecchi. Tu rubaro? Che cosa? Uscì. Pasqualino, ma che fai, ci scherzi? Continua a parlare Invece Leonardo. come solito scecchi. A trovare sto molo. Pasqualino, vuoi fare in questo momento di scattare? Oh, ma che trovare? Non trovai né scecchi né volo. Chi è che trovare? Chi sta? E chi? La Leccia. Una liccia. Una lice. La Liccia carica di veleno. Sentite ora la Liccia. Guarda che tu che c'è, guarda. Guarda che tu che E mi che dici? Che dici? Che dici? Chicago che tu chi è? E chi è? Caro e amatissimo nipote. Tu. Io, un desiderio che cova in fondo al cuore da molto tempo, la fortuna mi consente di realizzare. E chi? Senti, che bello ora arriva. Da circa un mese non accuso più le disfunzioni cardiocircolatorie che mi tormentavano. E che sono? Un cuore. Col permesso del medico che mi ha una malanuova subito, ho deciso di venire in Sicilia nella tua campagna per abbracciare te e la tua novella sposina. Arriverò a Pellegrino giorno 15
prossimo 21. Oggi. Oggi. Mi tratterò pochi giorni tuo zio Francesco. Capite? Questa è una tragedia. La mia disobbedienza mi costerà caro. Chi dovrà mi disereta? E io me lo dice all'elemosina. Che c'è da pensarci? C'è da studiare invece. Ma che ci volete pensare a studiare? Chi ti appena arriva? Trasa a casa, trova Lucetta invece di Maria mia e la frittata è fatta. E ora come fai? Pasqualino l'ha caputo. Aspetta, stai pensando. Chi? Ho trovato. Che cosa? Vedi? Oh, Che ci vuole una bella coda stenuta in terra. Ritta da caldo. ma tu che si scherzi? No, così quando vedo tuo zio, io tiro la coda, il tuo sciuppo che cadi, si rompo l'osso. Finisce ospedale con la ferita lacero confuso. E come funzionano gli ospedali di tempo quando vedo toccato zio. Spatti se tu ci campa. E ci tornate ancora con scherzi? Oh Leonardo, ma che vuoi mi da fazio? Se io ti vorrei aiutare, ti aiutassi con tutto il cuore. Ma per davvero mi dici? Certo, parla. Veramente Pasqualino, la strada facendo, hai pensato una cosa, però di mia, redegno, non ne ho coraggio come ti dico. A me, dopo tant'anni che ne conoscevo, Leonardo, ma che dici? Però, vista le belle intenzioni e do fraterne parole, io... Tu? Io... Ma tu come vuoi bene? Ma quanto vuoi te là dire, Leonardo? Spiccia, muoviti, va! Allora, senti, se non vuoi vedere distrutta la mia vita, se non vuoi la mia più totale rovina, se non vuoi vedere ridiciuta a mezza la strada, Chi? è una tonchia. Che dicisti? Non capi buono! Prestami a tua moglie! Ah! Allora mi ha caputo buono! Sì, Pasqualino, affinché io possa seguitare a fare il Signore e non essere desiderato da mio zio, tu supplu, prestami a tua moglie! Ho capito. Bene, caro zio. Se siete pigliato per fisso, te levo scena, te serena. Ma perché non mi presta soldi? Ma scusa, non è cifrato queste discussioni. Una poco dopo la volontà di che c'è stato. Ah, oh. Un po' da scusa. Tu discussione facevi tu parla, Leonardo. Ma che parlo a fare se non avete capito l'assoluta necessità del momento? Pasqualino, io voglio e devo passare per marito di tua moglie. Io hai l'impressione che tu invece stasera vuoi passare per le mie mani. Come tu pare sta cosa? Pasqualino, calma, di non picchiare il criminale, dopo tutto è un prestito momentaneo. Ma dove ti fresca la causa? Io che ci stai prestando l'ombrello oppure la bicicletta? Capisco, Ah. hai ragione, ma resta sempre una cosa, do poco conto. Da poco conto. Oh, chi stiamo conto che non finisce mai? Pasqualino, Eh. diventa facci, quali dubbi hai? Ma danno tanta faccia tutti i dubbi possibili immaginare. Dico, ma volete capire che la moglie è più intima da biancheria personali e non si presta a nudo? Dunque, neghi la mia amicizia. A sto punto nego pure a mia mamma che mi finisce. E va bene, ho capito. Allora per mia non c'è più speranza. Mi vedo a mezza lasciata. Solo! Non ci sono io, qua. Qua tu piace che amo tu cuore. Perduto! Rietto e disperato! Disperato. Oh, ma che sono sti voci? Perché? Che sono sti parole? Ma perché che da Leona? E che ne saccio, dice che è venuto zio, non trova Lucetta, ci trova Lucetta, non capi, va. Cose bloccate. Vedi. E diciamo un tranello. Arriva. Arriva. Oh,
io non hai capito niente. E tu non hai capito niente, guarda, fammi una cortesia, stecca, mangia, chiudi e sta muto, sempre le carte una cantonetta. È successo che lo zio di mio marito, Don Francesco, in giornata sarà qui. Az! Arriva la convinzione che mi dai a tua sorella Marianina, capisci? E come no? Ma quando mai? E come no? Questo è un problema. Senti, cugnato, vieni qua. Io? Sì, vieni qua, vieni. Tu che sei un cristiano a posto e ci tieni all'onorabile dato tesoro. Senta che prendendo Leonardo. Dopo tutto il tempo che sto zia Ecca e mi aveva tolta a marito e mia moglie. Questo proposta cazzo fare. Che bella idea. Questa è una bella manzana. Uomo è una disgrazia, chiama proprio faccio notare. E invece, certo, perché tu hai stato sempre a mangiare a trattamento, sta fottetta per natura e è debosciato. Oh, cugnato, come ti permetti? Come mi permetto, senti, tu qui è sta camicia e tu qui è sta cravatta. No, questi sono tutti due gentili prestiti. Io non avevo stato 20 anni, né camicia né cravatta. E non voglio andare in fondo, se non lo sa come la finisci, come a Bradamante, con la mano da rete e la usa davanti. Ma perché? Perché te non vai sempre a queste discussioni? Perché in fondo Leonardo, che ti disse? Ti disse una cosa fattibile. Come? Fattibile. Senta, levata davanti, perché se no mi sconto che sei mio cugnato, e ti faccio un po' volontario. Basta, lo prego, non le decate, facete una cara da. E che ma che non dove ne più ora, facete una gara da. Pasqualino, scegli, dopo tutto è un piccolo sacrificio. Un piccolo sacrificio. Oh, questo è un calvario, è altro che piccolo sacrificio. Ma in fondo è un prestito momentaneo. Pascali, ma faccino sto favore, ma che ne può succedere? Che non può succedere? Che ne può succedere? Niente, che non possiamo usare, apre una società a responsabilità illimitata, una rinomata fabbrica di pettini. Ma io che sogno moglie Leonardo dico sì. E io sono mio fratello, ti auguro così. E io che sono mio marito dico no. Che ti gusta? Ma perché? Senta, levo da davanti tu, levo da davanti che non ti sopporto. E vabbè. Pasqualino, e fallo contento. È solo un prestito. Si tratta della nostra fortuna. Oh, la mia risposta è no. Ma se tu dici magari mia moglie che mi vuole tanto bene, e vabbè, ho capito, mi vuoi non. Vieni Luciano, vieni, andiamo. Pasqualino se ne sta annoiando. Ma un anno, Dove? un anno. Andiamo verso il nostro destino, verso un letto di terra e un tetto di cielo. Non ti affliggere, Luciano, farò qualunque mestiere, ma un pezzo di pane non ti mancherà. Del resto, non mi dispiace per noi altri, perché siamo grandi e ne sappiamo attaccare. Lo penso ai nostri figli, ciao. Piccoli martiri dell'incomprensione umana, perché dovranno soffrire la fame, il freddo, le privazioni. E tutto questo perché? Per l'ingratitudine di un compare che per un piccolo sacrificio avrebbe potuto salvare tutto. Andiamo Luciano, il nostro destino si attende. Ma non vai, allora, tu eri a caffè. Come fanno a buttare sto peso sulla coscienza per tutta la vita? Che fanno di povere piccerini che stanno a roticere in mezzo alla strada? Di povere piccerini. I piccerini? Ma sono tuo figlio non? Ma potrebbero venire. Ma come ti andare a ragazzi? Ma adesso pure a te fare un buco. Ti prego, E sta cosa che mi fece due chiavi mezz'ora che piccioli a pannette. Ti prego Pasqualino, mi sono commosso anch'io. Ti prego, scedi, non essere un Un macigno. macigno da testa potere stasera. Pasqualino pensa all'avvenire, no, su. Pasqualino, e cosa tenenti? Io un piccolo preso. Vivi. Oh, tu stai a modo. Se no stasera c'è la bomba nuova da famiglia, va? Nuova? Sì, chi da nuova? No.
Pasqualino. Cucina e compagno. Ma tu se fai sto atto di buona volontà, usai che tu che ti metti in testa. E che, non saccio? Un bello paricorno. Oh signore, è sbagliato. Invece ti metterai la loro dell'amicizia e tutti quelli che ti conoscono e ti vedono diranno, vedete, A chi sto? E chi non presta la mogliera prima che passa? Ma Pasqualino, in fondo è una finzione. una recita. Una commedia. Una recita. Ma senti Pasqualino, ma tu hai recitato mai? Veramente quando era Caruso voleva fare questo, ma poi quando andare che mi fece un provino mi disse uno, senti Bello, ma dinne vacanza perché non è cosa per te. E allora questo io ho l'occasione giusta, perché questa sarà una commedia dove ognuno dovrà recitare la propria parte. Non capite? Seguimi bene e capirai. Lucetta, che è mia moglie, fa la governante da casa. E io che faccio? Tu fai il protagonista. Sì, la parte principale, colui il quale conduce il gioco delle scene e regge i fili dei personaggi, che a loro volta gli fa la spalla, la sostegno. Cioè? Un compare. Un compare. Sì, un compare di San Giovanni, sacro e inviolabile, l'amico da casa, colui il quale che gode della massima stima e fiducia. Senti, così puoi stare sempre accanto a Marianina. Ti piace sta parte? Se stai sempre vicino a Mariannina, va bene, va. Va bene. Buono. Allora, Buono. Mariannina è mia moglie. Lucetta fa la governante da casa e a Filippino. Un momento. A Filippino fai mangiare o fai andare a cuccare o fai stare lontani via. Se no non regio tu. Veramente avevo pensato a una parte di un conoscente, di un amico. Ci faceva fare a parte mezzi. Ci sei? Va bene, va bene. No. Allora tu Mariannina, la settimana inizia ed esci solo esclusivamente quando verrai chiamato. Che? Tu, Lucetta, mettiti accanto al bragattino alla porta e annunzia l'arrivo del mezzino. E io? Fai il mezzino. Faccio sì. Avanti. Ah, benedetto Dio. Siamo pronti? Pronti? Avanti. Giriamo. Proviamo sta prova. Forza. È arrivato vostro zio. Fatelo entrare. Oh, caro nipote mio, vieni qua fra le mie braccia. E Mariannina, tua moglie. Dove? Chiamala, dove si trova? Si sta preparando. Oh, eccola. Marito mio diletto. Di chi? Oh, ancora siamo andati e già parliamo di letto? Ma quale letto? Ha detto come diletto, come amato, caro, prediletto. E non potevo dire prete seggia, prete dovano, prete a gitta. Ma Pasqualino, ma manco tu mi pari. Amato e prediletto è la stessa cosa. Ah, e va bene, vadiamo una tappa stasera. Però cominciamo da capo. La salute ci pozzini. Mio dolce e caro sposo. Mia bella sposa. Ma non andiamo con scecco. Oh, basta, leviamoci mano, sta commedia non si fa. Ma come? Ci alziamo cartelle e manifesti, la commedia è rimandata. Oh, ma che fai? Ci scherzi? Ecco, ancora siamo a nette e lì per incontro come una arancia di mare. Figuramone quando è un momento di spettacolo che cosa succede. Ma perché? Per Pasqualino? indisposizione del compare protagonista. Ma senti una cosa, ma che c'è? Motivo di fare così? Ma come? Ancora siamo a nette e lì per incontro come una arancia di fantasma. Ah, Pasqualino, questi sono trucchi di teatro. Ah. Sembrano delle cose vere, ma non lo sono. Seguite, io formo col mio braccio un semicerchio intorno alla vita e sfioro a malapena le vesti di Mariannina. Ma ha baciato a ciatazzi. Sì, ma chi, come, quando? Ho baciato il pollice, il mio dito pollice, così fate. Io sto io di pollice ti scappa di scidica, io c'è più di una baciata in faccia. Ah, Ma che male c'è? Che male c'è? Tutto male da sto mondo. Pasqualino, non fare un vigilito. Cerca di fare l'uomo, Pasqualino. E va bene, acconsento. Però ha un patto, eh? Appena vedo certe scene bastasi, o che scena scende cosa, io mi piglio a me moglieri, io mi volevo, io sono un signore e certe cose non si fanno. Intanto andiamo a cominciare a pesare all'auge, prima mi succede un paragiato. Viverue! Graziella! Raffaele. ti chiamiamo pure i giornalisti, e sbatta l'hanno a sapere No, vero, stanno a passare a tutto, prima che arriva il zio Leonardo. Senta, tu levati davanti, levati davanti. Che c'è, comandi? Vieni qua, Comandi, grazie, signore? Vieni.
Carissimi e fedeli amici, un bisogno assoluto necessita a tutti noi presenti, ci obbliga ad una finzione, ad una recita. Sì, una recita. Fatemi scusa. Dunque, oggi arriverà mio zio dall'America. E allora? E allora sentite buono. Durante la permanenza di mio zio in questa villa, il signor Pasqualino non sarà più, ripeto, non sarà più il marito della signora Mariannina, ma sarò io. Lei? Io. Oh, che c'è tu? Oh. E Don Pasqualino può mettere una cosa che sta... Come ti cazzo? Tu dici alla compagnia a Pannacchi e poi a Cucciudici sta Raffaele che è meglio di un cazzettino da Sicilia. Basta, finiamola, c'è finché ridere. Signora mia, ma va a scusare, ma chi sta mi pare una cosa ridicola? Ma vorresti capire allora, la signora Mariannina non è più a moglie di Don Pasqualino, ma sono un bel... Signora, ma chi è? Non sono io padrone, non sono un caprone da fare che non mi voglio. E tu, scoglioso, da chi hai che ci sia per questa maniera? È una finzione. Una funzione? Sì, una mi sta cantando. Una finzione, nel senso che c'è un semicecchio e un police. Un pulici. Un poli, un idolo rosso, bestia. Ah, allora è una cosa seria. Seria. Ma mi avete davvero fissa? Oh, ma non c'è niente di fare. È come se ci mette il gettone. Sentite, per Roma da fare una cortesia. Venite qua, vieni. Se pensiamo a Dio quando c'è mio zio Francesco, a mia ma mi sta a scappare qualche papalata da bucca. Io se ci decide che signora per chi ti faccio, e aveva una moglie che si chiamava Mariannina e ogni tanto parlo, va bene? Va bene, come dici lei, sarà fatto come dici lei, non si preoccupa. E non vi scordate che signora Lucetta è la governante di casa? Bene. Abbiamo capito e seguiremo tutto a puntino che siamo picciniti. Speriamo di fare sta patta buona. Stiamo attenti Senti, dove se fai la patta buona ti catto una vestanetta nuova. Magari. Oh, sentiste? No, senti. Chi? Che c'è? Si formò una macchina in tuo cortile. Graziella, guarda, io mi seguo zio. Guarda. A mia marito. E allora, tutte le proposte, figliolo, tutte le Chi proposte. fate a riceverli? Vai a ricevere, tu vai a ricevere. Vai. Tu, mettiamo il campo. Lucetta, mettiamo un dischi. Sì, dici. Sogno buona? E io che faccio? Schifo, certo per dire. E io, ma... Tu sei un protagonista, metti da un nome. Metti da un nome. Io, Giardù. Sei il segretario di vostro zio. Prego. Prego, si accomodi. Good morning, buongiorno. E fino a voi, come mente? Eravamo, c'è sto Pinchino che non c'entra proprio. Non capisco. Dico che non c'entra perché io sono il compare. Di che grazie? Ma guarda la grazia, della signora Mariannina. Ma scusatemi, chi è fra di voi Don Leonardo? Mio marito. Permette, Cerino Grasso Scrivanelli, scrivello contabile, ha detto alla scrivania di Mister Francesco Scrivetti. In America lo chiamano Don Ciccio Scrivetti, vostro zio, nonché suo segretario particolare. E voi? Leonardo Staffetta. Yes. Nipote di Don Francesco. Yes. E spera amico, la scrivania di Messina. Yes. Vostro zio Mr. Frank Don Ciccio è sotto in giardino. Andate incontro, sapete, lui sta raccogliendo dei flowers. Come si dice in italiano? Fiori. Sta raccogliendo dei fiori per la sposina. Andate incontro, lui ci tiene a certe spontanee manifestazioni d'affetto, sapete? Si vede che è un vero cavaliere. Yes. Deve essere un uomo maturo. Sì, chi non capisci come è vero? Andiamo Mariannina, Con andiamo. tutto il cuore andiamo. Marito mio diletto. Io metto dove andate? Dove andate voi? No, devo andare a presso a Mariannina. A Mariannina vostra vedere con quale diritto? Con diritto di un marito con una moglie prestata. Insisto nel dire con quale diritto? No, ma ho sapito cosa sono E io. così è bene dicevo. Io sono Così, ma siete.
Non portate tre a posto. No, sai. Mezza Iniziate, silenzio. Ma che ti pare una bella cosa questa? Tu creature di una persona si sta squagliando lento a vedere a sua moglie maritata con un altro. Magari che è una finzione. Sono sicuro che soffro di un canto, ma Naucio tanto è contento perché può fare un'opera buona a favore di Don Leonardo, un vero atto caritatevole. Senti, per mia questa è cara da pelusa. Io non ci l'avessi mai fatto un favore questa gran puntata. Don Leonardo se ne approfitta di un muro bascio. Che poveri! Voglio dire che quando uno è troppo buono, come a Don Pasqualino, tutti se ne approfittano. E secondo te a Don Leonardo vi sta a perdere l'eredità per non domandare un semplice prestito momentaneo? E che ci stava domandando in prestito? Una tovaglia di faccia, una forbice potare? Sei sempre solito egoista tu, io lo sapevo. E certo, non posso essere generosa come la signora Mariannino, come a Don Pasqualino. Lo saccio, te conosco e come? Mi ha fatto conare per fare della passata con mia al chiaror di luna. Se non te ne vai da qua, luna da faccio un testa con un coppo di stucano. Ma dimmi l'egoista e senza fiamma in tocco. C'ho più male a tesoro! Donna Graziella, mi ho bagnato tutto, ho bagnato. State attento con sto capo. Anzi, Guarda che quasi quasi le pure ringraziare. è certo che sì. E perché? Picchiero in tempo a farmi la mano. Ma se no? Ah, se no avesse rubato l'acqua con tutto cato. Dico io, ma com'è che facete sempre a questa storia? E quant'anno che voi conosco, voi pazzicate da mattina a sera come due piccerini. Lei chi sapevi? E ne saccio. A parte che non si vede che sono tutte schiccionate d'amore. Modaro, ma stai un nada, solo lei ci mancava. Va bene, calmatevi, perché per me potete stare schietta per tutta la vita. Continuate a fare la preziosa. Io faccio preziosa. Ma non mi dite Raffaele com'è delicato, allicchettato, smesciasciato. Ma che ne fare? Ah, ho capito. Vedete che tanto vuota, l'apparenza inganna. Per mio figliolo io avevo modo di parlare. E infatti mi ha invitato a fare una passeggiata al chiaro di luna. Io e lui al chiaro di luna. Vuol dire che la vostra è tutta impressione. E vuol dire che il creatore si sente di passare al chiaro di luna. Donna Graziella, mettete il cilla, perché te produce, no? Ma perché notare che caso che lei ha l'occhio fino? Io non è che hai l'occhio fino, ma hai l'occhio attenti. E perché te ne vede che hanno uscito certe picciottazzi, che guarda che se mangiano un monno, diavolo, impostati. Qual era? Come i corazzeri! Sì, ma senza lancia e spada. Disarmati! Completamente. Ah, e per vedere se sono armati chi stava a fare? Si perquisiscono. Ah, ecco! E lei che cosa è bravo? Perché non mozigna come si fa? Anzi, ma perché non si perquisisce lei? Io? Ma come qui c'è la mia? Hai visto, sono perquisizione personale. E allora? E allora vedete bella voi. Per me potete stare a schietta vita naturale durante. Facete la preziosa. Che i folini a voi per il resto, no? Sono grazie. Va bene, sì signori! Schietta vogliono stare, meglio schietta che fare perquisizioni. Anche te mandai finanziero. Ah, poi resta. Allora, no, ogni volta che mi sta stabililla, pare che tratta dall'anticamera come una come. Io faccio forti, ma intanto mi incutugno. Mi piglio collera a morire a vedere a mio marito un pizzicato con sti Mariannina. E quanti parole dolci che ci dici, e quanti complimenti che ci fa. Ci posso dire cosa io? No, perché succederia a fine del mondo. Tutti e due ci pigliano gusto, e a me menchiano nei nervi e mi uscia magari figoto. Ma vetture che mangiano, e ancora sanno a pigliare un caffè. Certo.
con tutti i smancerie che si fanno, ci potessi aggiornare magari ante mano. Come? Battate meno! Sangue la miseria. Ma lei che ci fa qua? Ho ascoltato in silenzio il suo sfogo, perché non ho avuto il coraggio di interrompere. Lei è una martire, una santa. Ma che sta incucchiando, notaro? Capisco la sua ritrosia, lei giustamente vuole fare la riservata, si rifugia nell'omertà. Ma io ho capito tutto. Notaro? Lei non capivo proprio niente. E che faccio? Ce la sento? Scia sente, scia vidi e scia parla e comunque non sono cose che ci appartengono. Capisco. Questi sono dolori interiori che ognuno vuole tenere per sé. Però apprezzo come sempre la sua signorilità. Ma con la mia a dire, Don Leonardo e Maria Annina, ma cosa tenesce le peggio? Notaro, non pensasse male, perché non c'è niente di che può pensare o immaginare lei. E se magari fosse, lei mi conosce, io sono una persona seria, per indole e per mestiere, ma con la mia a dire, Don Leonardo e Maria Annina, sì. Essa fa sau, ma lei perché quindi ci cava caccaduno? Si cava Don Filippino la solita briscola, ma vedo che non è, ma passai magari roba detto, va. Andai al paese, poi passava donne, lei sicuramente sta ora trova casa. E che faccio? Come non vai? Vedi che sto per giù. La saluto, signora Lucetta. E se ricordasse che gelosia è una brutta e grave malattia. Pensasse a salute, non si pigliasse collera. Ti disse, vieni qua. E ti disse, vieni qua. E ti disse, vieni qua, niente, cammino. Scambi Pascalino, abbia una picca di pazienza. Ma che pazienza e pazienza, sto sbonturato mi fece lasciare a mia moglie collonato da banna che si fanno con l'occhio sotto al ghiaccio. Oh, ma noi cervello, sì o no? Calma, ti ha ragione. Oh, cazzo è piccato a ragionare, ma che chi da fatta fanno troppo buone, io andare da banna. Porra il letto per favore, ma per forza ne vuoi rovinare? E poi che cavolo, io sono rovinato sta mia stasera. Oh, ca, stracicolo, c'è conferenza e Pulici, può finire a policiata. Porra il letto, non fare busci se si col giuzio, si scoprono le tombe. E se levano i morti. Anta stuga si morti se muoio Leonardo. Picchio zio, mi è tanto pensare a strada. Pasqualino, calmati. Vedrai che non succederà niente di male. Calmati. Calmati! Oh, senti, tu parli buono, ma a mia mi brucia la fronte, perché sono troppe sciuzzate di salamelecca che si fanno di due. E meno male che sono una sposina per scherzo. Senti, io non sono in questa stessa situazione d'oggi, eppure mi stai un muto e maggiutto. Giovanello a casa sta squagliando. Caldo, Leonardo, Maria Annina, ne scemono a poco. Vieni zio, caldo, troppo caldo fa caldo siciliano. Non vuoi che caso, una monina, prima che il vecchio se ne accorge. Senti, vada, fammi una cortesia. Senti, mettete, settati! Io non sono stato mai pacenzioso e mangiare come mattina. Venite qua che potete, mettiamone un po' d'aria fresca, che stavo morendo di Madonna, che caldo che c'è. Oggi è una giornata bella e ricordante per me. Io godo quando voi siete felici e innamorati. Tu Leonardo con solo pensiero mi fai tornare a rete nel tempo, sai? È tempo da una bella primavera quando ancora mi dattava amore per davvero, sai? Tu invece Maria Annina mi ricordi a Santa Muzza da me Giovanna, quando ne baciamo e fra un bacio e l'altro ne giuravamo eterno amore. Giovanna. E siete affezionato, non puoi immaginare quanto è grande l'amore che ho per Maria Annina. E io che segno di meno per mio marito. Vedete che voglio scippare a due giorni che mi mano. Come dite quanto parola dolce che si dice davanti mio, come dite? Ma quanto fa difficile, in fondo. Maria Annina, ma che ci dissi? Che ci disse? Che ci disse? Non segno di meno per mio marito? Il marito di Maria Annina, quello. Io, e che c'è dubbio? E allora perché la vedi tanto?
Per chi va Sai come a chi tu parli, oggi non tegni minore. Ascolta, le parole, guardami, le parole, quelle se le porta il vento, ma come lo vuoi spiegare? Ad esempio la sostanza, a canne. A canne, chi te ne sta a te? Ma guarda canne e canne, se continua questo passo, a mia non mi resta, manco l'osso mi resta. Non potete pigliarmi una seggia come ho giusto stare con voi. La seccia mi chiudo. Che combinata voi? Come combinata voi? Io non ho bisogno di nudo. Per me a caccia penso nemmeno pote. Ma sapete cosa sogno io? Ma così tu vuoi? Io sogno un compare. Ma a me non mi interessa. E poi per Mr. Frank ci pensiamo noi e non abbiamo bisogno di nessuno. Ma io volevo dire, Che cosa parlate? ma sapete cosa sogno io? Un compare, usaccio. L'abbiamo capito che siete compare. Avete detto ma guardate, ma quanto siete camorrioso. E spazio se sei via sto vecchio rappato. Lo Stromanelli ora comincia a capire che aveva ragione circa quei sospetti. Ora, io certe settimane che avevo ido, madonna, e certe patate che mi arrivavano cadera. What's cadera? Chi è cadera? Cadera, già tu non sei da qua, i cadi That's right. Yes. Ma Mr. Frank, c'è di più, molto di più. ancora. Mi sembra di aver scoperto qualcosa che poi vi racconterò in separata sede quando siamo soli. Io apriamo occhi, scrivania. Io apriamo occhi perché sto compare. Non mi piace, e non mi cala. Yes, cazzonette, tranquillo. Vieni qua, Mariannina. A 7 di qua non avevamo bisogno più da seggiato compare perché qua c'è un posto. E tu, Leonardo, vieni qua. Sento da qua che io mi sento un momento. No, questo non è posto vostro. E capita a sentire il nostro discorso. E certo che la sentire. E perché? Perché io sogno o compare. Compare, ma state esagerando, ma quando compare. Guarda, basta, state esagerando. No. Se signora, proprio voi. Perché a buona creanza, la buona creanza. Posso chiudere? Yes. Più è vecchiariello ora, ma un significato capisco. Ora che avete mangiato e bevuto, vi autorizzo a pigliare un poco di aria. Abbiamo posto, abbiamo lì. A mia? Se signora, proprio voi. Io me ne vaio. Ma voi perlomeno siete imbriachi? Io imbriaco. Certo, perché io a vedere un semicecchio e un pulici. Ma che conferenza è pubblica? C'è conferenza e un pulici. Io la poi non mi capisco. Io non capisco. Questo signore parla in termini incomprensibili. Ma mi capisco io, non mi preoccupare. Ma carissimo compare, lo zio non sa che voi celebrate durante la villeggiatura in questa residenza. Perciò... come un compare sta stabilmente qua con voi oggi? Come il compare collabora con gli sposi? Ma non solo in campagna! Oh benedetto Dio, anche in città qualche volta! Come avete detto? Ecco non capisci. Ma illustre zio, il compare e pure il braciere. Come io do piacere? Sì, a conca, un demozzo fuori per quanti anni. È il mio braciere, il mio accompagnatore di fiducia. Mi porta a passeggio al mare, in città, in campagna, in tutti i posti. Ma davvero? Certo, e quando Leonardo non c'è, mi fa compagnia anche in casa, per non lasciarmi sola. Ho capito tutto! Ma pare, Mr. Frank, che in questa casa c'è troppo corrente d'aria. Quindi mi fa pure compagnia quando vostro marito non c'è.
compagna, questo piacere non lo compare. Ma è naturale. Ma insomma, cercate di comprendere. Oh, benedetto Dio, è il bottone, è il cavalier servente, la moda lo impone. Un bottone, un cavalier servente, la moda. Ah, caro Scavanelli, i miei tempi. Allora, Mr. Frank. Allora, se lo va unica amici con i stoppaggi e se mette unica causa con cazzo a scala. Shut up, zitto voi, nessuno vi ha chiamato in causa. E poi vogliamo parlare con quattro parole che mi racconta. Sogno a 400 che mi racconta, sogno per giorno, sì o no? O sapete che facete? Mi pare che ha visto avere a buona crianza, ma va allontanata un po'. O sapevo che facevo? Ora andiamo e ne facciamo una bella partita a brescola. Bravo. Questa è una bella pensata. Ma senti, e chi sto momento del broscoliare? Oh, dov'è? Non c'è tempo Facete per stamattina. Non saccio giocare. Nella vita bisogna saper giocare. Ma picchio io con compagno. Ah, voi non voglio, ma come accompagnata a Camposano. Ho capito, allora volete giocare con me? Non voi non ne parlare, non ne scorrevo. Avanti gioco io, visto che manco 4 qua. Giochiamo, forza, giochiamo. E va bene, giochiamo. Addebattevole. La prima mano non si parla. E spazio non si parla, non si può parlare. Ora cai in cielo che non si parla. Ah, finalmente potremmo parlare. Non faccio zero da compare, ho aspettato. Oggi mi avete dato una grande gioia, lo credete, una grande gioia. Perché parto da casa, stanno felici e innamorati come due puzzette di meli. Credetemi. E godo quando mi sento parlare d'amore, come facevo io con me Giovanni. In realtà in questo momento ma guarda, i cocci. Casca, padella ce l'hai io, fatti da giocare tu. No, io voglio dire, quando mi commuovo, mi sento male, io da questo momento mi sto guardando tanto cielo. E io bovaggio in tuo tavolino. Certo, io ci dico sempre parole dolci a Mariannina, da mattina fino a sera. E io non mi intromento senza dare un bacio a Leonardo. No, perché se no a sta ora mi sono fatto una carneficina. Pullami a dire, a figlia tu più caro amico mio, credo che mi salvava la vita. Sì, oggi è la sposa dell'erede mio Doretto. Un Doretto ce l'ha sia un tonaso. Sì. Ma qual è naso? Io disse laso, l'hai laso? No, e allora ce l'hai un liscio. Avesse morto dannato e pieno di remorso se non ti avesse maritato a Marianino, sai? Degnissimo zio non può credere quanto sono obbligata e riconoscente di sti paroli. E io? Io più riconoscente direi, perché sposandola ho toccato il cielo con un dito! E ci donna costruito tu! Quale? E dico, se ci metto i diti sopra, come posso pescare io? Ti devo fare una confessione, caro Leonardo. Zio, guarda, se tu non ti avessi ammaratata a Mariannina, ti avessi cancellato dal mio albero ginecologico. Adesso mi ha mandato uno lo stesso. Ora ma da dire che cosa c'entra lo stesso? Ma lo stesso, quando si ostrica che cade il scucchiato di via che va bene. Avete un bastone? Non è un bastone. Ah, ma con bastone avete? E manco io. Perché se no a sta ora tu e a me ero all'ospedale. Non dovete credere. Ma mi da credere, ci avessi lasciato tutto questo all'orfanello. Oh zio, non potevo tenere conto del vostro desiderio. Potevo mai fare una simile mascalzonata? Bah, zio. Il mio caro Leonardo le ho obbedito in tutto e per tutto. Ora mi dovete fare una grande cortesia, sapete, un vecchio, cioè, cosa che voglio da parte mia, carissimo. E parla, zio, parla. Siamo qua per accontentarti in tutto, zio. Prima che torno la prossima estate, mi avete a fare un grande regalo. Grazie, zio. Un bello nipotello maschio! Avete rovinato la mano! Ma poi lo dico, ma che trattati? Ognuno chiama a casa che come ci piace, abbiamo piace così. Ma allora bevero! E ora è alzata
e abbracciatelo. Quando parlo in mezzo, datemi sto piacere. Date a me sto piacere. Leonardo, ma vedi, caro zio, Ci vergogniamo, zio. davanti a tutti. Ma che discorso state dicendo? Siete marito e moglie davanti a Dio e davanti agli uomini. E non davanti a mia però! Davanti a voi che cosa? Davanti a mia sto spottorando, c'è messa la simazza, come posso pigliare io? Ma vedi, zio, Volessimo dire... non decide più niente, davanti, abbracciatevi. Chi è davanti a vostro zio, un po' vergognate? Oh, forza, e vabbè. Se proprio ci tieni, vieni Marianina, vieni tra le mie braccia. Basta! Basta e fatemola! Basta e fatemola! Basta, io fatemola, lo dico no! Ma lo sapete che siete trattate? Scoppiate la gente, facete voi! Ma con scaffeo siete voi! Tu sogno io! Tu sogno io! Io sogno! Un compare! Tu faccia! Vieni a casa, sei insignificante! Figlio che fa picchiare! Mi fai a colpa! Ma non fai a colpa di figlio, vieni a casa! La mannaggia! Facchino bastardi! Tutto mi ha bagnato. Ma cosa non l'hanno fatto apposta, zio! Non vicino apposta! Ma sono facchino lo stesso, ho dato come un modo male! Sono persone di servizio, non soffrono per cose da niente. Dite che se ci arrivano poccati! A sta maniera non muore di cuore, ma di comuniti! Comunque, finalmente ormai si fece tardi, la luna comparì un tuo cielo e ognuno aveva diritto a un meritato riposo. Ah, finalmente ne potremo riposare! Caro ne potete, chiedo io vostro nido, io devo accoccare. Tu, che dici tu? Dai, ma non posso stare a dire a accoccare. Tu, il spazzino, qui. Ma uno! T'ho letto, guarda che Ma bello. quando? Ora! Ma voi perlomeno siete ancionato! Io ho suonato, perché la parola io aspetta a finire. Perché faceva tutte queste domande? Perché io non lo permetto! Non lo permettete! Non lo permette! Ecco qua la diritto! Lo schifo te! Con sogno io! Se sei io! Con sogno io! Guarda! Lo sogno! Con sogno! Parlate, forza! Compare! Che non mi pare che mentre la luna appare le sposine sanno andare a cuccare, mentre pure sono passeare! Questo familiare! Ma non la i gocci! E vabbè, i gocci! Stavo vedendo asciugato tutto! E va bene, non vi arrabbiate. Come voi ci ordinate, io e Mariannina, come il nostro dovere e secondo il desiderio dello zio, andiamo a riposare. Andiamo a riposare, come il nostro dovere, secondo il desiderio. Non andiamo qui, chef, che non abbiamo detto, non passare! Allora a sto punto così, se dico che siete facchino e basta! E volendo possiamo anche aggiungere maleducato! Oh, lo vado per davanti e voi lo vado per scrivania scoruggiata! E poi? Ma sapete che siete un bellanzone! No, signor Bellanzone! Signore! Ah, mia Bellanzone! Ah, mia Bellanzone! Mia sti cosi! Ah, mia sti cosi! Ah, mia sti cosi! A me sti cose, sapete, mi dispiace che io parlo assai, che, vuol dire, sono un tipo nervoso, sono. Disgrazia! Don Giovanni da strapazzo! Io te l'avevo davanti, roba su! È stato un semplice atto di abbandono! Io t'abbandono, io! Hanno ammazzato a compare Pasquale! Maria,
Ma stava facendo mezz'ora di pennichella pomeridiana. Ma non si può. Vada che porcaria che la stanno su questa tavola. Ma Ci poi- mancava la rivoluzione d'America e da Suscemo Unito tu segretario. Ma su scancia di marito e di moglie va a finire che ne scanciamo magari i piatti. Che sono i costi succhetti? Ecco tutta questa confusione mia che mi conti, che ne saccio? Fa una cosa, guarda, poi ti dire lavale e casomai poi mi torno. Sì. Ma tu una piccola facenda sta casa, no? Sì, non si può stare più in pace e manco ci vuole una picca di riposo. Avevamo un manicomio, ma un manicomio di chi sforrate proprio. E intanto tutti quanti canciano i mariti, tutti quanti canciano i mogli e ne altri che ne potessimo scanciare tutte cose alla luce del sole per cuppatoi, non ne potevo scanciare manco una carizza. E chi è? Non ti abbastavi d'ungolate che ti resa ieri? Se no te ne vai, bisogna fare una faccia d'ungolate! Oh, ora basta, ma questo si piano Senti, io più tardi vai a studiare lo scecco di Don Pasqualino in Tastaggia. Sebbene ne facciamo una descurruta. Io Tastaggia! Ma vedrà stu bestia! E pure questo? Porca via. Che fai, non parli? Mi tieni sempre sopra codda? Io vai, se vieni, parliamo. Senti, non saccio se posso venire. E se non viene che parlo solo. Se posso venire, vengo. Se non posso venire. Da dubbi con scecco? Ma già sto figo non mi darassi capito perché tutti i discorsi qui da finiscono in lo stesso modo, a cui ti succi. Ma mia, che nervosismo che mi viene. E Don Raffaele, è suonato a te compagnia. È che sogno una macchina. Ma come fai a girare intorno intorno come un pavone? Aveva una poche premura, notavo. Da poco. Ma se mi pariva un ciclone, mi pariva. E usavo come uscire vetto. È un figlio capito, ne passano mille pensieri. E mo decide, a me mo decide. Piuttosto, la mia signora Lucetta, come è? Chi ci ha visto agli esseri? Guarda vai a chiamare. Notavo. La signora Lucetta chiama. Come volete? Aspettassi. Donna Lucetta? Donna Lucetta! Chi c'è, Raffaele? Scinissi che ci sono visite. Stai rubando? Notaru, s'assettassi, s'accomodasse. Sta arrivando. E con permesso io vado, va bene? Non correte con tempo la vita, Don Raffaele. Sempre speraduso. Bravo. Buonasera, Nutano. Che mi va a dire cosa? E quante cose ci vorrei avere, signora Lucetta? Ad esempio, Come finivo? come finì chi? Con Leonardo e Maria Nera. Ah, ma allora questa è una fissazione. Capisco, lei mi tratta da estraneo perché non sa quanto la stimo, ma soprattutto quanto voglio bene. Io lo stimo per la stima, ma non c'è tu per lo bene. Perché un bene, chi certe volte non porta bene, ma porta male, troppo male. Ma che mi vuole dire, signora Lucetta? Voglio dire che certe volte non conviene giocarsi sopra cristiani e manco fantasticare. No, io non fantastico, e capisci che gioco sento? Che vuole dire? Che Don Leonardo non sa permettere di ingannare un'anima candida come lei, un essere sensibile, non può riavere sopra di uomini basati e seri, pronti a dare la vita per la carezza di un dolce suo sorriso. Nutaro, ma che ti manda un romanzo a questa età? Lo sono sempre stato, e poi non è mai troppo tardi. Nutaro, se ne annassi. Se ne annassi prima che petta bussola. E va bene, se calmasse, signora Lucetta, sa, a volte un cuore giovane è capace di certe belle sorprese. Mentre ancora un passo nudo e un cervello rugiato, una certa età, fanno brutti scherzi. Se ne annassi. Ma io volevo dire... Se ne annassi prima che faccio correre meglio di un carrozzone a 20 anni. Ma io... Se ne annassi! Chi sta non si può, ci vuole. Scusa, ma con me? A dove va questa paura? Stai in una casa per fare un atto piccolo, un atto di compravendita, e quanto siete speratosi magari voi, Appena ne spicciamo, ne facciamo solo da Sì, va bene, va bene. Va bene, sì, va bene.
Allora come se non ci parrasti? Guarda, tu hai ragione. Ma io non ci posso fare niente. Ma tu, zio cognato, a te dovessi ascoltare. A mia? Ma quando mai? Se, vabbè, io ho la sua filosofia. Ragiona a modo suo, guarda, io ce l'hai detto tante volte, Pasqualino, calma, ragiona, porta pazienza e vedrai che tutto finirà bene. Edo che ti risponde? E devo rispondere io. Questa faccenda andrà bene solo per te, cioè solo per me. E poi aggiungi, tu mangi, vivi e te ne fotti tutta l'umanità, per te, cioè sempre per me, Acco campa campi a come rumori. E spatta se passò con una chitarra in taccia esterna, sempre che da nuova. Ma ti prego, cerca di calmarlo, almeno fino a quando non parto zio Francesco. Cucini occidente, ma è troppo sediato. Scrivanella, vieni qua che va a dire una cosa. Ma Molina, che se due chili insieme posso aspettare, Molina. Aspetta, un panino su la cosa, ma tu dopo. Cara Scrivanella, vorrei capire che caspita ci piglia certo da sto compare. Oh, si agita troppo, te ne accorgiste, si agita troppo. Non arrivo, non sono convinto e non mi piace sto compare. Ma la verità, Mr. Frank, non l'ho capito nemmeno io. Ah sì? Yes. Ci vorreste una persona che lo conosce buono. Ecco potessi. Sì. C'è Filippino. Yes, Filippino. Quello che mangia sempre. Yes, Filippino. Filippino! Oh, chi mi chiamato Don Francesco, a vostri ordini? Signore, in confidenza vorrei sapere che caspita ci piglia sto compare a Don Pasqualino. Certe cose non si possono manca a dire. Ah sì? No, non si possono manca a dire. E che Don Pasqualino sono per scompensi. Come? Descompensi? Sì, scompensi, tu cervelli, ho problemi di testa. Pazzo! Sì. Io è debole, non ti ho detto da Maduda. Ti ho detto da Maduda. Pazzo allora, completamente, totale. Pazzo. Ma torna dal Carmono, io ho tenuto un pazzo in casa. Ma a me mi sta rezzando tutta colatura, Scrivanella dammi da fare. Tu pazzo deve fare vela, o ne esci io. Yes, cazzo right. Tanto io me ne vai a mi chiudo in tale stanza. Filippino mi accompagni, che è un posto sicuro. Accompagni? S'appoggiasse a me. A Monino. Scrivanelli? Sì. Mi raccomando, più tanto portami il coccia. Cazzo right. Si buttassi i porci. Yes. Alla porci, i coccia, disse, i coccia, non mi sempre. Scimonino. Dove andate voi? Oh, e che battere sono io? Che bacontare, sto con voi. Insisto nel dire dove andate voi? Oh, ma che batteria sono io? Dico, ma voi lo sapete cosa sogno io? Ma ho sapete vedere, ma ho sapete cosa sogno io invece? Così? Io sogno c'era in ogresso Scrivanielli. Scrivano contabile ha detto alla scrivania di Mestre Francesco Scrivetti, a me lo vogliamo Don Ciccio Scrivetti, a mia che mi conoscono tutti, da Nuova York a Chicago, ho capito? Lo sapete che devo che dico io invece? Che fra sto scrivania, mi rompisto la pinna. Ma lo sapete cosa sogno io? Oh! Lo sapete cosa sogno io? Sì, un segretario della sconosciuta fantasia. Un segretario, ma dico, voi lo sapete invece cosa sogno io? Lo sapete o no? Ma così ti decidono una buona volta. Oh, che sono sti voci? Senti, tu levo da davanti, va. Ma che succede? Che succede, compare? Da Scrivanello, ma che succede? Senti Leonardo, fammi una cortesia. Leo ma sto scrivanino davanti a casa, no, la sconosco tutta. E sta già scrivano, un stabbo d'amore a carattere bucato. Lo Scrivanello? Yes. Poi sapete che mio zio ama il silenzio e odia i rumori. Cazzo right? Assolutamente. E allora fatemi la cortesia, ritiratevi nelle vostre alloggi, vi prego. Comunque, io vado. Ma state tranquillo che se chiudo bocca e orecchie, occhi degno a mettere, mi capisci tutto quanto, mi capisci? Vada. Pasqualino, ti
ti prego, non farla così. Ci mancava poco, che un padre di scavalli se ne è accucciato tutte cose. Senta Leonardo, leviamoci sta commedia. Io non posso recitare più, io non ce la faccio più a te la recetta pizza. Io si chionna che mento con una brazzata da me mucchiere. Io non ce la faccio più, capito? Tu non credere! Ma voi non me la... Ma perché voi non mi roverà sta mia stasera? No, imitare voci! Senta tu va, dimmi che prima o poi lo faccio per davvero, non taglio aspetta dire. No va! Ah, vecchia! Pasqualino, pensura che ti stai aspettando, si cammina con me. Aspetta, quando ci dico una parola andare a Leonardo. Ancora! Tutto procede bene? Guarda che fisca stavo, che ho fiscato a Nivi. Senti, vieni qua. Oh Leonardo, a vita chi sta? Chi sta mia moglie? Usa! No! Alcune volte tu te l'hai vista mantecato e ti pare che è una cooperativa. Io come avevo arrestato? Come avevo rimasto? Che io avevo arrestato sempre vicino a Mariannina. Perché a onda sta? Ma quando? A tavola mi fai stare ci ho messo dalla distanza. Io te la cauce che manco chi vedi ci trovava. Ma non c'è come chiai. E poi, a come se sta al lato, a scrivanelli. Che mi dava, scusa ma mi faccia, se vogliamo ciao così. E poi, l'ho fatto, quale? Chi ci aveva chiesto lo semicecchio? Io un pollice. Non era sto pollice che io non ho visto mai. E Pasqualino, calmati, cammina con me, che ti faccio cammare io, cammina. Vieni, Ma vai. non sta andando. Non sta andando. Ma non sai cosa devo fare? Pure a casa ci fai sto scudare, pure a casa sto scudare. Ma guarda, fa difficile no che te vuoi dire che c'è un cappello. Sento tu a dire, levo davanti perché non ti stenna dire. Ma quanto sei pedecchioso a... Ora se poi mattini mi vai a riposo una pacchetta con mia moglie. Vai e approfitta! E approfitta! Approfitta! E vai! Con permesso! Con permesso, vai! Però, povero Pasqualino, però pensandoci alla nostra posizione, avesse avere una picca di pazienza ancora. Io posso capire. Pensando a quanto va a soffrire vedendo sua moglie accoppiata con nausea. Pure io ho soffrito tanto, sai? Eppure, non vedo l'ora che questa situazione finisce più presto. Ah, senti, non è che per caso tu saresti gelosa del tuo Leonardino? Gelosa no, però certo di sto cambiamento in prestanza non è che è tanto bello. Senti, cancella qualsiasi cosa che hai nella mente, perché Leonardo è stato e sarà sempre solo tuo. Ma veramente non ti vennero mai strane idee? Ma non ti vengono certe fesserie, certe idee strane. Io voglio bene solo a te. Anzi, non sai che tu facevi? Come un sindomino. Che facevi? Approfittiamo. Ammonino. Porca miseria! Se questo non è amore, vuol dire che io sono Napoleone Bonaparte? E ora sti lamento che sono. Ma che mi pare che se poi mi sia, meglio nascondersi, vediamo. Nascondiamoci. Vedi, che c'è un silenzio da tomba, vedi? Pasqualino, ma che mi fai fare? Pensa che tu che la stavo per chiamare la sta Leonardo Toffello vivo. Oh, che mi dici stai da che venivo uno dove volevo io, giusto? Lei ce la fa, che è troppo cavolo. Oh, io non posso stare. A venire da banana totalmente do Giovannino, che dai così, stavo bello freschi e tranquilli, la moneta, capito? E se tu c'è uno dove non mi fa male? Meglio, e così domani mattina hanno brisci abbracciati, felici e embriaghi, a moneta. Ma qua si vedono cose turche! Mr. Frank! Che fa tutto sto sciapo che mi svegli mentre stava dormendo? E qua si sono imbrogliate le carte! Parra, che succede? Vostro nipote Leonardo! Sta in tenda con la governante! Cazzo, ma ce n'è più! Molto di più! E la signora Mariannina se n'è scappata con quel famoso compare. Come? Yes, Pasqualino. Yes. Oh, Leonardo, Leonardo.
Leonardo, Falappino, guarda siete? Ma che c'è? Che succede? Che succede? Sta moglie se ne vuoi compare, pare che ancora mi diceva, Andiamo, inseguiamoli, andiamo! Ma che fai? Tu che fai? Non ti muovi! Se non fui io, tesoro, se non fui io, compare, lo capisci tu? Davvero? Allora come? Per scherzo? Non l'hai caputo buono. E allora ora capisci? Non faccio scappo. Scappa, tu cussa, via! E tu che sei così fresco stai? Tua moglie se ne fui io, Ma cui? Tua moglie se ne fui io, come compare! Mia moglie. Se signore! Ah, ho capito, scappo. E sangaggio, saccio che tu che fai? Non ti compromettere, non Me ti l'assassi, compromettere. me l'assassi. Sì, te lascio, però ricordati che un capitano si conosce quando mare in tempesta. Vacci, ma con calma. E vabbè, zio, con calma va. Sempre per il Guardate, bene. signore me, che succede quando un povero marito si riceve in casa amici e compare. Oh, Mr. Frank! che c'è? Mr. Frank, l'abbiamo fermato in tempo! Ah. Brava! Perdonatemi, zio. Brava signora Mariannina! Te volevo fare la passeggiata notturna con il tuo degno compare, eh? Ma io... Ma... Sì? Ma... Non c'è mai che tengono, sei rea e Fedigrafa! fotografa. No, Fedigrafa! Se signore tipografa, perché hai stampato il marchio del disonore nella casa del mio imbrattato nipote. Me ne renderà conto! O se me ne renderà conto! È bello lo spicchio d'aglio per tu e il nostro nipote. Ma dico io, mi ha dato frisco. Con una sposina, con un gran benedito che c'è qua, te mentiste che cammarera, vergognate, vergogna. Ho detto Mariannina, chiede perdono a tuo marito e dice che non fai più. Ah! Vile sorella! Finta solo Angela che faccio da madre non ti ha spogliata qua! Come hai potuto? Mi hai umiliato e smacchiato come fratello e cognato di mio cognato! Inginocchiati e chiedi perdono al tuo console! Come si può perdonare una moglie che se ne scappa da casa? Vivero, scusami Leonardo per il peso che ti ho dato e perdonami per quello che ho fatto. Spicciamoci che sta compagnia mi sta sentendo. Non posso, è giù sotto di me, non posso. Ma fallo queste lacrime di pentimento che stai in tasca. Sotto di me. Non merito. Perdono, lo sai che poi mi sento male, I gocci. Leonardo aveva ragione, non merito il suo perdono. Sola me ne vo per la città. Passo tra la gente che non sa. Addio per sempre, cosa mia. Chissà se un dia ritornerò qua giù. Non posso, zio. Perdona, lo disse. E vabbè, zio, la perdono. Però il compare mi dovrà dare conto e soddisfazione. Compare, appena arriva lo piglia o licenzio subito. Se ne va andare fuori da sta casa, fuori. E aveva ragione, zio. Fuori, compare, fuori da strada e sta a ascoltare magari a casa. E fuori magari da signorina, tu mi capisci? Del signore. Te è un ordine, te lo comando. Fuori se ne va andare. E aveva ragione, zio. Lucetta, moglie di pupi e badini da casa, ti licenzio perché tu sei la mia rovina, sei una strega, fora! Aspettami fuori che stai ruando. No, guarda che poi bella stai unnata. E tu Mariannina, vattene con punta nella tua stanza. Sì, signore, non mi leggi Stai andando. Allora che partito lei. Zio, mi sono comportato bene, sei contento? Veramente tanto contento non sono, mi adesso modo a non fare un buttaniere, capisci? E vabbè, zio, cercherò di conservarmi casto e moricerato. Posso andare ora, zio? Vacci,
Ma Grazie. non combinare 7 pasticci. Grazie, grazie. E tu? Chi? Pezzo da fissa, da sta maniera, sì. Eh. Ma che fai? Non ne pigliaste manco un pilo da tuo padre, anche così che era un grande amico mio, intelligente e forte amico mio. Vuoi dire che non senta mai dove viene sciauro da bruscato? Ah già, tu mangi sempre e domani dritta come l'elefante. Ma Don Francesco, ma scusa, ma io mai potevo pensare che mio soro con la faccia di Santa Rita, da madruzza spugliata, poteva combinare certe cose cinziche con compare, ma fai stupigliare da cola, basta, ma non hai. E che fai? Mangi, è vero? E che faccio a me non un fozzo? Un medico mi disse, Don Francesco vi raccomando, cercate un posto calmo e tranquillo. Più tranquillo da qua. Mr. Frank, e spariamo! Che Don Leonardo, non ce ne pensi! Bisogna certe volte mettere pugno fermo e cuore grande, caro il suo amico. Vero. Mr. Frank, vi siete comportato con un intuito che neanche un generale in campo di battaglia avrebbe avuto. Sono convinto che quel famoso compare si scorderà pure la strada. Oh, sto compare, ma va a ridere sto compare Don Pasqualino. Che parla mia? Qui, Un compare. come porta ancora a casa? Sì. Ancora a caso io. E sentite, portatemi di nuovo caso da Mariannina come mi ha scappato sotto braccio, se no che faccio un macello, faccio un mano fuori. Dico, ma volete capire che chi è mia moglie? Allora Valentino hai ragione, che sto è pazzo. Non ci sono dubbi, è pazzo. Quindi la signora Mariannina è vostra moglie. E quanto vado a ballartire, testa da cocos? È paccio. Povero sventurato, povero disgraziato. No, disgraziata siete tutti e due, se non mi buttate qua a mia moglie, perché io faccio una assaggio, una carne vicina faccio. Ah, Raffaele, vieni qua, vieni, è un signore che sta mangiando, vieni. Vieni qua. Dico, ci vuoi dire a sti due testa da giunzi che Mariannina è mia moglie? Ah, stavo discutendo la voce mattina. Non vado a maravigliare, Don Pasqualino, pare buono, ma è pazzo. Ah, pazzo, tu! Ma un pazzo! Grazie! Graziella, vieni qua per favore. Che c'è? Ci vuoi dire a sti due scemonite che la signora Mariannina è mia moglie? Ah, che stiamo discusso di ieri mattina. La vita scusare, la vita compadini, perché chi studiava una fissazione, poveretto, è pazzo! Pure tu! Vieni qua, che ha fatto tanto pure tutti! Vieni qua! Ma che la vedo con me a sta casa di Francia? Ma che ne c'è tuo pazzo? E che ci facci voi a sta ora qua? No, Ma io vengo a mi faccio una pesca e mi arriva una sopra, ma così. Ma fa una cortesia, lei che è un uomo di leggi e santuoso, ci vuole dire a sti due testa da giunzi che Mariannina è mia moglie? Chi sta nota? Ma perché non ci sono dubbi? Mille dubbi. Troppi dubbi. Oh, e mi pigliano magari pappaccio. Ah no? In questo caso grazie siete voi. Perché la signora Mariannina è la moglie legittima di Don Pasqualino. E Don Leonardo? Don Leonardo è sempre stato il marito della signora Lucetta. Mariannina, Io Lucetta, scusate, Lucetta non è la governanta da casa. guarda governante. Lucetta è sempre stata la moglie di Don Leonardo. Ah sì? E nella qualità di notaio ve lo posso affermare, confermare e attestare. E se non mi basta, ci montiamo magari un bullo. Bravo notaio! Ah, io capivo con manato. E già mi sono bullo. No. Allora, chi sta qua è? Chi sto? Io un Sambussano di Leonardo. Trattamento di Leonardo, disgraziato, non sì. Vieni qua. Signor Capo, Elisabetta, per domandare clemenza e perdono per l'offesa che ci fece. Attozzio, sti cose. Te deseredo, non meriti. Carissimo zio, ma perché vuole lo fare?
Perché? Perché non merita la mia ricompensa, non merita i miei sacrifici, capite che merita? Perdonatelo, Don Francesco. Dite voi, dite ora, basta, basta! E basta, dico io a me casa. E tu sei stata solo, alzati, e là solo stare. Ma non l'altro paese stomano con cuore di pesce. Vecchio miserabile. Rovina famiglia. Che fa? Ti desereta? Non ti manna più soldi? Tu ospito io, a me casa. E quando ti nascono i tuoi figli, ti campo io, ti cresco io. Così ci dico che era sto zio Francisco, vecchio sancallaro maragano, capace di ittare i suoi poveri nipoti, un tuo mensa nascia. Grazie, la moneta. No, aspettate un momento. Non voglio essere maledetto di venuto fino a Tadonza. Ma scusate, Lucetta, qui? Beh, cucina carnale, siamo figli di frate e frate, uno che sangue sangue, lo stesso sangue. E faccio ittare sangue a sto uomo che non capisce. E ora che sangue fu gettato e la trasfusione fu fatta, non potremo andare a casa. No, un momento. Lucetta, Leonardo, venite qua uno sciuzzino. Da sta vita hai capito che l'amore vero non si catta e non si vende, perché soldi, terreni e titoli non fanno la felicità tua. Io vi perdono e vi prego di perdonare questo vecchio sciollo che ti posso dire. Raffaele, tutto a posto? Giusto pace veramente. Perquisito? Questo è un maradamo. Hai visto la finanziera, eh? Sì, l'ho perquisito. Armato? Armatissimo. E poesia io. Ma capite tutti e due? Niente, ci diceva il notaio che sono contenta. E sono contenta anch'io perché presto ci sposiamo. Oh, e finalmente sono cosa più tutto cuore. Guarda che tutto questo sono sistematico. Io volevo dire... Oh, scusate. Oh, c'è sempre un suggeritore, ma quando ti giù non c'è mai. Ma così mi fanno io. Ecco, corro con dai. Ora che Graziella Joao cosa finanzieri, mi dice che è armato, ma io gli hai ora finalmente Don Francisco se ne può tornare a America con il suo segretario e abbiamo sviluppato un patito, ma un patito. E perché ride? Che non l'avevo detto da vita, ma detto dopo giorno. E lei che sta battendo in mano, perché ride? Che fa? Ma per stanza sua moglie lei. E lei, invece lei ma per stanza no, E certo, non lo conosciamo poi io. Ma pazienza. Ma un consiglio a tutto può aiutare. Se felice e tranquillo volete campare, a moglie non la da prestare. Che questa sera un nostro attore festeggia i suoi 45 anni di matrimonio e noi invitiamo sul palco la gentile consorte Adele. Vieni qua, nel frattempo io posso fare ringraziamenti. L'associazione Colapesce ringrazia il sindaco Giuseppe Cannistrà e l'Unione dei Comuni.
Ringrazia il service PMS di Maria Rosa Paratore, il direttore di scena Piero Gangemi e Alessia Bove, i nostri attori e voi gentile pubblico. Ecco qua, i festeggiati dove sono? Stefano Gattafè e Dalene Nervosi. Ecco la bellissima coppia. Non sembra che si sopportano da 45 anni, vero? Sembra da 25, 26. Di questi tempi è un bellissimo traguardo. Sì, domani. Ancora un applauso e grazie a tutti. Ho dimenticato il regista Nicola Spada.